Eccoci qua, allora, miei cari amici, buon pomeriggio, un caro saluto va per gli amici che ci seguono da YouTube, quindi un abbraccio a voi di YouTube e salutiamo anche tutti gli amici che ci seguono da TikTok ogni giorno. Siamo in diretta live fino alle ore 16:45 minuti primi. Allora, aspettiamo che si collegano un pochettino in tanti. Voi di TikTok per comunicare con me lo potete fare telefonicamente, così anche voi di YouTube. Basta telefonare al numero che vedete nella live voi di YouTube, mentre voi di TikTok il numero io ve lo dico man mano, quindi voi preparate carta e penna, così lo andremo a ricordare. È cascata la linea, è cascata la linea. Quindi preparate carta e penna, munitevi di carta e penna perché durante la live io dirò il numero di telefono per parlare in questa diretta live.
Vi ricordo che io ricevo da vicino in provincia di Caserta, sempre su appuntamenti, e mi reco a domicilio in tutta Italia. Per tutti coloro che vogliono parlare con me, che vogliono una consulenza telefonicamente parlando, privatamente, riservatamente, potete tranquillamente farlo, però in privato e a pagamento, mentre in questa live è del tutto gratuito. Io non vi cerco niente, nemmeno una donazione, non voglio niente, perché ogni giorno io dedico un'oretta e qualcosa della mia vita, come dico io, a voi tutti. Mettete i cuoricini, fate tap 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 sul monitor, così aumentiamo. Anche oggi cerchiamo di arrivare come ogni giorno a 10.000 cuoricini. È importante per far crescere questo mio profilo TikTok. Mentre la cosa più importante da ricordare in ogni mia live, che è importante mettere il seguo. Perché è importante? Perché mettere il seguo, la prima cosa, vi arriverà la notifica non appena io sarò in live, ok? Però chiedo scusa perché voglio salutare questo profilo e andiamo all'altro mio profilo, ok? Un attimo solo. Eccoci qua, scusatemi tanto, ci siamo messi spostati, meglio dire. Ciao Emma Sherry, buon pomeriggio Emma, buon pomeriggio a te su YouTube, ok? Grazie di cuore. Eccoci qua, ci siamo sintonizzati con il profilo Il Maestro Cleo. Buon pomeriggio a tutti quelli che mi seguono da YouTube, buon pomeriggio anche per tutti quelli che mi seguono su TikTok. Quindi sappiate che ogni giorno mi trovate qui. Mi raccomando, fate tap tap sul monitor come ogni giorno. Cerchiamo di arrivare qui a 10.000 cuoricini. Voglio 10.000 cuoricini. Vediamo quanti di voi fate tap 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 col ditino. E mettete il segue, importante, così riceverete senz'altro la notifica quando io sarò di nuovo in live, ma soprattutto è importante mettere il seguo perché ogni sera alle ore 22 il gruppo di preghiera fa
delle preghiere di aiuto per le persone che fanno parte di questo mio profilo, quindi sarete un attimo protetto dal mondo del male, quindi verrete aiutati spiritualmente dal mio gruppo di preghiera che si chiama Teofilantropia, un gruppo che esiste dal 1995, quindi perciò è importante mettere il seguo. Allora, ore 15:31 primi. Vediamo chi ci riesce a contattare. Munitevi di carta e penna perché durante la live darò il numero di telefono per la diretta. Allora, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare con me. Allora, io ogni tanto mi giro per vedere i commenti su YouTube, perché su YouTube possono scrivere, mentre su TikTok l'abbiamo disattivati per una questione di pulizia, perché se no ci sarebbero tante ragazzine che invece di giocare con le bamboline si mettono a scrivere nei commenti per avere un consulto. Allora, noi abbiamo tolto questo fastidio, perché non è altro che fastidio, per dedicarci alle persone che veramente hanno bisogno. Pronto? È pronto? Sono Emanuela, chiamo da Torino. Ciao Manuela, dimmi. Ciao, posso darle del tu? Prego. Ecco, allora io ti seguo sempre, Grazie. ogni diretta, infatti ti ho mandato anche tap tap. Grazie. Volevo sapere su mio figlio se troverà lavoro, Antonio. Antonio, quanti anni c'ha? Che segno è? Antonio ha 19 anni ed è il segno del Sagittario. 19 anni ed è del Sagittario. Sì. Vediamo, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Stop. Ok. Sì, allora, tuo figlio ha nella mente un progetto tutto suo. Sì. Questo progetto si realizzerà con l'aiuto di una persona che è sincera e può fidarsi. Quindi, dal mio punto di vista... Infatti aspetta un lavoro presso una ditta. Sì, dal mio punto di vista andrà tutto alla meraviglia. Auguri per tuo figlio. Grazie. Posso fare un'altra domanda, se possibile o no? Prego, dimmi. Volevo sapere, siccome io ogni tanto gioco il lotto, volevo sapere se vedevi una vincita per me. Allora, Emanuela, ascolta, 49, Capricorno. Manuela, un attimo solo. Sì. Per il gioco del lotto, sì, per me personalmente, fa parte dell'ignoranza. Asco, perdonami, ti spiego il motivo. Sì, tu devi giocare, allora, oggi con il sistema computerizzato, con l'arrivo di internet, sì, non sappiamo che combinano. Non vediamo più quando fanno l'estrazione dell'otto, l'hai mai visto? Io non lo vedo. No, la vedo, per dire la verità, la vedo su GRP. Cosa? Ma cosa? I numeri già che hanno estratto, che dicono ipoteticamente che hanno estratto? Ah, no, già le ruote. Allora, già stanno dicendo le ruote. Allora,
per me una grandissima stronzata. Ho capito. Se vuoi proprio giocare, al mio punto di vista, sto a dire la mia, siamo in democrazia, quindi ognuno può dire la sua. Dimmi. Se proprio vuoi, giocati un bel gratta e vinci, perché lì la vincita è ci deve essere una vincita nel pacchetto che vanno a creare obbligatoriamente, quindi però a chi tocca può essere tu la fortunata come non può essere la fortuna, ma il gioco all'otto che oggi lo tirano, cioè fanno l'estrazione computerizzatamente e con i grandi ingegneri dei computer, certo. Ma quando vinci qua? Hai ragione. Ma quando Ascolta, noi siamo in un mondo di pazzi. Dimmi. Gioco la schedina, no? Così. La schedina. Vedi qualche vincita? No, questo non te lo posso dire se esce o no, magari potrei. Però vedi, già la schedina, il gioco del calcio è un po' diverso, anche se anche lì, però, almeno vedi le partite che giocano. Certo. No, volevo sapere solo da te se vedevi la mia fortuna, ecco, se c'era anche qualcosa di... Mai nessuno ha avuto la fortuna nel gioco, ricordati. Ho capito. Ok? Va bene, ti ringrazio, gentilissimo. Arrivederci. Ciao, grazie, ciao. Negli anni 90, amici miei, io ho fatto vincere all'otto tantissime persone e ci sono i video su YouTube che potete controllare quello che io vi dico. Ho fatto vincere centinaia e centinaia di persone, ma era un'altra epoca, era l'epoca dove vedevamo i numeri che andavano a prendere oppure la macchinetta uscivano i numeri. Ma adesso con i grandi ingegneri tecnici dell'informatica, ma quando vincete all'otto? Quando? Ma avete scemoniti? Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Chiamo dalla provincia di Lecce, vorrei fare una domanda. Prego. Vorrei sapere se io mi chiamo Angela e ho 34 anni, sono dell'Acquario, sì. E William è del Cancro e ha 47 anni. Vorrei sapere se la nostra situazione extraconiugale si bloccherà. Vediamo subito. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Mi fermo? Sì. Ok. Un attimo solo. Salutiamo l'amico Francesco Magro. Ciao Francesco, buon pomeriggio anche a te Massimo, lì su YouTube, che mi seguono dal canale YouTube perché sono in diretta anche su YouTube in questo momento. Allora, la situazione che è in piena agitatezza attualmente andrà a sbloccarsi con successo e trionfo, perché vedo amore tra di voi. Vedo questa situazione che andrà a sbloccarsi, però attenzione perché se tu non vedi quello che devi combinare ci sarà sempre come il braccio di ferro tra te e la sua compagna. Questa qui farà sempre in modo di crearti fastidio, perché comunque ti hai preso il marito, non so se mi spiego. Quindi io sono diretto, quindi devi capirmi quando parlo. Quindi che succede? Se non vedi quello che devi fare, in che modo, una volta che state insieme, di fare qualcosa per proteggerti e legarti a te questa persona, per non farla scappare per motivi che l'altra potrebbe intraprendere. Se non lo fai tu, lo fa l'altra. Ok. Va bene? Ok. Arrivederci. Grazie. Buonasera. Tre 4 630 81 72. Chi desidera avere una vera risposta, un vero consulto professionale.
Per i consulti completi li eseguo nel privato al solo costo di 30 euro. In questa live non dovete pagare niente, è del tutto gratuito, nemmeno una donazione. Non voglio niente. Non chiedo niente a nessuno. Sto qui per far sì di far capire alla tanta gente che mi conosce da oltre 40 anni che il Santone di Avella esiste ancora ed è qui. Ok? Allora, linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare col sottoscritto. Vi ricordo che oltre ad eseguire consulti in privato, oltre a ricevere da vicino, mi occupo anche di regamenti e ritorni d'amore per coloro che vogliono salvare la loro unione. Pronto? Buonasera maestro, sono Gerarda Cancro. Prego. Maestro, voglio sapere se risolvo la situazione economica, per piacere. Sì. Anni? 50. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Ti trovi in una fase veramente un po' delicata economicamente. Mi esce che sono esattamente 7 mesi che non ci capisci più niente. Sì. E quindi non sai dove sbattere la testa. Allora io ti dico che adesso come stanno le cose veramente stanno in totale confusione, perché mi esce la carta del denaro, mi esce la carta del diavolo, sarebbe il cammino negativo economicamente, ma arriverà il momento buono, ma devi aspettare. Questo io suppongo da fine giugno in poi c'è qualche novità economicamente e lavorativamente, ma solo fine giugno in poi, non prima. Ho capito. Ho capito. Va bene, grazie. Grazie di cuore, grazie. Arrivederci. Prego, arrivederci. Allora, come vedete, questa mia live, oltre ad essere una live con un po' di cultura, ma è una live pulita, professionale, rilassante, perché io emano positività. Quindi questo è quello che dovete guardare in una live, perché se no vi creano solo agitazione, negatività e scombini psicologico. Perché quando un consulto te lo fa una persona che non capisce un tubo delle carte e non sa dare una definizione al consulto, all'apertura delle carte, amici miei, non parliamo di professionalità, parliamo di cartari. Coloro che stanno lì con le carte in mano per prendere follower. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera. Niente, io volevo sapere sul campo lavorativo se troverò qualche lavoro a più presto, perché sono disoccupato. Vediamo, mi dici quanti anni tieni? Che segno 50 sei? Anni? Sì. 50 anni Capricorno. Da questo momento fermami quando vuoi. Ok. Va bene, stop. Okay.
Allora, lavorativamente per te, io al momento non vedo risorse perché vedo un blocco, nel senso che sembra che ti stia cadendo il mondo addosso. Parliamo lavorativamente. Infatti mi esce anche a te la carta del diavolo, vedi, quando esce questa carta qui sta a indicare blocco, sta a indicare cammino difficoltoso, sta a indicare difficoltà in giro lavorativamente e vedo anche economicamente un periodo con tante uscite e poche entrate. Infatti è così. Io ti dico che tutto questo è iniziato un anno e mezzo fa, su per giù, e ne uscirai a capo, diciamo, ne uscirai a capo, credimi, da ottobre in poi. Fino a ottobre devi solo arrangiarti, nel senso lavorativamente, economicamente e così via. Ma da ottobre in poi uscirà una situazione di novità di lavoro che finalmente dirai era ora. Ok. È stato gentilissimo, maestro Leo. A disposizione. La ringrazio sempre. Buona serata. Buona serata. (345 630 81 72) per chi desidera parlare con il maestro Leo. È una live prettamente per persone di una certa età, per persone che effettivamente hanno dei problemi, per le persone che vogliono effettivamente capire cos'è che va e cos'è che non va. Va bene? Allora, vediamo chi ci chiama. Pronto? Salve maestro, buonasera. Buonasera. La stavo seguendo. Prego. La stavo seguendo. Volevo chiedere se era possibile sapere sulla mia coppia. Sulla? Sulla coppia. Sì, tra te e tuo marito? Sì, tra me e mio marito. Mi dici quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, io ho 51 anni e sono sagittario. E lui? È un cancro e 57 anni. Da quanti anni siete sposati? 28. 28 anni. Fermami quando lo desideri. Ma questa è una diretta? Sì. Ah, ok, vabbè. Ok, adesso. Ok, grazie. Allora, è un certo periodo che tu non riesci più a capire tuo marito, lo vedi cambiato, quindi vedo delle difficoltà all'interno della coppia. Tuo marito, diciamo che caratterialmente è stato sempre un tipo un po' particolare, un tipo che ha pensato sempre un po' più a se stesso e poi agli altri, ed è stato sempre un tipo che la verità poco la conosce. Devo essere sincero, però attualmente tuo marito sta in una fase di confusione mentale. Mi riferisco sentimentalmente. Con te, cioè per la famiglia ci tiene, però gli piace gironzolare ed in cerca di novità. È nel suo DNA. Sono stato chiaro? Sì, ma c'è qualche frequentazione? Dal mio punto di vista, io non voglio metterti pensieri in testa, però dal mio punto di vista c'è qualche frequentazione.
le carte me la danno. Poi, ripeto, lasciate i miei consigli, prendete i vostri. No, maestro, perché io un po' di intuizione io l'ho avuta. Diciamo che cerco conferma, forse una conferma già ne sono a conoscenza. Io sto qui per leggere le carte, non potrei dirti mai le bugie, credimi, perché stai parlando con un professionista. Lo so, perciò... sono anni che la seguo, non ho mai avuto il coraggio di anche perché non so fare le donazioni. No, ma io non chiedo donazione, a me non dovete fare nessuna donazione, è del tutto gratuito. Le donazioni le dovete fare a chi vi prende per i fondelli, a coloro che vi mettono tanti pensieri nella testa, capito? Io ti ho detto le cose come stanno. Punto 1, ti ripeto tutto. Punto 1, tuo marito non sa la verità dove abita. Punto 2, sta in una fase mentalmente non sa nemmeno lui cosa vuole. Punto 3, ci tiene alla famiglia, però gli piace gironzolare da un fiore all'altro. Ce l'ha nel DNA, l'ha sempre fatto, perché sa da fare mamma. Ma questa frequentazione potrebbe portare alla rottura di un rapporto? No, non penso, perché non è uno che ama essere, diciamo, col fiato sul collo, capito? Lui la famiglia non l'abbandona mai. Magari questo. Però diciamo che questa frequentazione continua. Purtroppo. Mi dica tutta la verità, tanto non mi spaventa più. No, ma non... Allora, di quello che ho passato. Ascoltami, come hai detto che ti chiami? Vorrei evitare. Ok, scusami. Tuo marito l'ha sempre fatto, voglio dire. Tu lo sai molto bene. Mo te ne accorgi. Ok. Ma tuo marito ha sempre vissuto così. Quindi adesso tuo marito che ci fai? No, vabbè, il fatto che vada da un fiore è come un'ape, però vabbè, è inaccettabile. Lo so, però... amica mia, lo so. Tu mi hai chiamato per la verità, io ti devo dire la verità. Solo che mi aveva detto che questa cosa che io avessi intuito, per lui non c'è mai stato nulla. Invece io ho la sensazione che non lo so, non credo che sia un'avventura da quello che io ho aperto. Senti a me, io ti ho detto aperto più una frequentazione. Io ti ho detto una frase prima: tuo marito la verità non sa dove abita. Ok? Quindi una frequentazione, giusto? Esatto. Okay. Quindi non è una cosa occasionale. Al momento no, poi magari manda a quel paese a questa qui e se ne mette con qualcun altro, perché è fatto così, Ma come tempi sono lunghi, cioè di questa frequentazione? Questo non te lo so dire, ripeto, i miei consulti non ce lo dice. I miei consulti live sono fatti così. Va bene, ma io se la volessi contattare in privato? In privato il costo è 30 euro, basta fare richiesta su WhatsApp. Ok, ma sull'altro numero? No, dove vuoi. Ho questo o l'altro, è la stessa cosa. Perché lei non riceve? No, io ricevo da vicino, come no. Però non per perdite di tempo. Prendo in considerazione solo cose serie, perché sai che cos'è? Tanti io lo devo dire in diretta, perché io sono una persona che non ho nessuna maschera, io sono chiaro. Sai che succede? Parecchi ignoranti cretini, parlo delle persone della Campania, perdonami se sei della Campania pure tu. Io quando ho a che fare con le persone della Campania ho sempre problemi. In che senso? Ti fissano un appuntamento, si svegliano a mezzogiorno e non ti chiamano nemmeno per dire: senti Cleo, io ho avuto problemi, non posso venire. Allora a quel punto vado in tilt e dico:
qua non entri più. Capito? Allora, io pretendo il rispetto come io rispetto a voi. Se dovessi fissare un appuntamento da vicino, io pretendo che tu rispetti quell'orario. Stop. Capito? Tutto qua. Questo è quando. Ed è giustissimo. Io non so sulla diretta se le compare qualche nome mio, no. Come? Non so se in diretta compare qualche nome. Non compare assolutamente niente. Perché ascolta, ho disattivato i commenti, tanto è vero che la tua telefonata esce solo la voce nella live, quindi non compari a nessuna parte. Perché io voglio capire questa persona che cosa vuole, solo questo mi interessa capire. Va bene. Va bene? Va bene. Ci risentiamo in privato. Ciao bella, ciao. Grazie, buonasera. Grazie. Allora, questo è il motivo degli appuntamenti da vicino. Quindi io prendo in considerazione solo persone che hanno veramente un problema da risolvere e cercano un aiuto. Allora potete fissare appuntamenti da vicino per parlare con me. Ma se no, andate a arricchire altre persone. Pronto? Buonasera. Buonasera. Pronto. Vorrei sapere un po' sulla situazione sentimentale. Allora, la situazione sentimentale. Quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, 26 del cancro e mi chiamo Rosalia. E lui? Lui Mirko e mi sembra che è acquario. Del 22 1,92. Ok, quindi cosa vuoi sapere di preciso? Se lui è fedele, cosa... Va bene, andiamo a vedere. Salutiamo l'amica Renata Tedoldi. Posso sapere anch'io se torna il mio fidanzato? Mi dice, mi dispiace. Devi telefonare al numero che vedi sotto alla live. Solo a telefono, mi dispiace perché non rispondo ai commenti, non prendo in considerazione i consulti. Allora, fermami quando vuoi. Mi dovresti fermare. Pronto? Sì, pronto? Mi senti quando io parlo? Sì. E che cosa ho detto? No, non l'ho capita bene, per questo. Ti abbraccio, ciao. Mi dispiace. Vedete, poi dite che io faccio il cattivo? Mi dispiace. Dovete darmi ascolto. Mi dovete rispettare come io rispetto a voi. Non va bene così. Vedete quando si ha a che fare con le ragazzine? Linee libere 345 630 81 72. Non chiamatemi scostumate perché me lo fate diventare voi scostumato. Io sono una persona corretta, coerente, rispettevole anzitutto, rispetto a tutti, però mi dovete rispettare. Pretendo il rispetto. Allora, linee libere 345 630 81 72 per chi desidera parlare con me. Salutiamo tutti gli amici, vediamo che ci sta qualcuno anche su YouTube. Un abbraccio in particolar modo a voi che mi seguite su YouTube. Allora, chi desidera un consulto può chiamare adesso, del tutto gratuito, 345 630 81 72. Volevo salutare con un forte abbraccio tutti gli ammalati con una prestissima guarigione e poi volevo salutare tutti coloro detenuti in casa col domiciliare con una prestissima libertà da parte mia. Poi andiamo a salutare una cosa che non faccio spesso perché dimentico, tutti i camionisti che qualcuno mi segue, mi ha chiamato, dice Cleo, io mi fai compagnia il giorno quando io viaggio. Buon pomeriggio anche a tutti i camionisti. Allora, linea
live libera 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Pronto? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Prego. Cortesemente, se potrei fare una domanda? Senz'altro, mi dica. Grazie. Prego. Io ho del 15969, vorrei sapere se riuscirò a far pace con mio figlio. 31288. Vediamo. Sì. Allora, da questo momento in poi mi fermi quando lo desidera. Grazie. Ok. Non riesco a sentirla bene. Sì, un attimo, signora, un attimo solo. Il tempo che apro le carte e le dico ciò che mi dicono per suo figlio. Mi chiedo scusa. Prego. Allora, la pace tornerà tra di voi, ma non adesso, perché suo figlio adesso sta proprio troppo nervoso e agitato nei suoi confronti. È vero. Dovete aspettare che questa persona, cioè suo figlio, si calmi. Una volta che si è calmata, che gli passa questa furia nei suoi riguardi, e allora ci può essere la pacificazione. Capito, signora? Sì, ho capito, lei è un eroe. Lei è un eroe, veramente. Perché, signora? Perché sono eroe? Perché poche parole essenziali. Sì, signora, ma non serve che io mi metto qui a ricamare, bla 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 bla. Questo lo lasciamo fare a chi non c'ha niente da fare e da dire. Io amo dire le cose che le carte mi dicono. Stop. Semplice, reale. Ok? Vorrei chiedere... Mi perdoni. Non vi sento, signora, mi dica. Le stavo dicendo, le potrei chiedere se uscirò da questo periodo buio economicamente? Sì, andiamo a verificare. Andiamo. Grazie, grazie. Allora, da questo momento mi fermi quando lo desidera. Ok? Stop. Ok. Allora. Signora, allora lei deve imparare un po' a pensare più a se stesso. Bravissimo. Perché lei si trova in questo casino, in questo momento difficile, proprio per aiutare gli altri, per essere troppo buona. Bravissimo. Lei si riprenderà, però deve fare un po' di pulizia intorno a lei. Certo. Lo farò. Ok? Quindi economicamente si riprenderà, ma bisogna aspettare ancora un po'. Questo probabilmente da giugno in poi ci sarà un qualcosa di molto più positivo con una buona entrata di denaro. Però, ripeto, dovete fare un po' di pulizia intorno a voi perché tante persone vi usano. Bravo, bravissimo. Ok? Grazie, che Dio la benedica, grazie. Arrivederci, signora. E complimenti ancora. Grazie, signora, arrivederci.
Allora fate tap 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 tap, portiamo a 10.000 qui il numerino che vedete qui, portiamolo a 10.000 come ogni giorno. È importante. Pronto? Molto buonasera maestro, sono Rosaria, chiamo da Benevento. Buonasera Rosaria. Buonasera a lei, signor maestro. Ascolti, siccome io mi chiamo Rosaria e sono nata il 20 luglio del 64, quindi sono segno del cancro. Siccome c'è una mia amica che spesso mi dà dei numeretti da giocare, volevo sapere se questo mese era un mese propizio per il lotto. Grazie mille per la sua risposta. Sicuramente ti rispondo. Allora, l'ho detto prima, il lotto oggi, il lotto è solo una perdita di tempo. Ah, ok. Perché? Il vero lotto, il vero gioco del lotto era quando o creature tirava in un mariellare in due panare. Ah, ho capito. Mo tu non vedi quando fanno l'estrazione. Con l'arrivo di internet, con i grandi cervelloni ingegneri tecnici dell'informatica, figurati, fanno uscire i numeri che ti giochi tu. Bravo, è vero, allora butti via solo soldi, non giocare, giocati un gratta e vinci, perché lì il gratta e vinci sicuramente ci sarà una vincita all'interno del pacchetto che vanno a creare. Mo a chi tocca, può toccare a te o tocca a un altro. Oppure una bella bolletta come si dice, al calcio, non so nemmeno come, perché non lo gioco, e allora lì il calcio è diverso, chi gioca la bolletta, ma il lotto non chiede perdendo tempo. Faccio come di detto voi. Allora vi posso fare un'altra domanda? Sì, dimmi. Grazie, io porto avanti un gruppo che si chiama Universo Angelico, che sta crescendo, però si è un po' rallentato. Vorrei sapere cortesemente se il gruppo continuerà a crescere. Grazie mille. È un gruppo di preghiera? Bravissimo, sì. Ce l'ho anch'io un gruppo di preghiera. Buono, dopo se mi dite mi iscrivo anch'io. Si chiama Teofilantropia dal 1995, basta che metti il seguo in questo mio profilo. E seguo, ok, lo farò, me lo prometto. Ogni sera alle ore 22 ci sta la preghiera di aiuto per tutti quelli che la richiedono. Grazie mille. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Ok, andiamo a vedere. No, il gruppo crescerà man mano. C'è stato un rilento, è vero, ma probabilmente dovuto a questo periodo Covid e così via. Però ci sarà una ripresa. Auguri. Grazie mille maestro. Okay. E mi iscriverò al suo gruppo, ve lo prometto. Auguri, grazie. Auguri a lei, un abbraccio, stia bene, arrivederci. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Benevento è una città che io amo da impazzire, perché Benevento dista poco da dove abito io, siamo quasi vicino, però Benevento c'ha una storia che se c'ho tempo da raccontarvi ve la racconto. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Senta, volevo sapere un po' sul futuro di mio figlio. Futuro su che cosa? Devi fare una domanda precisa, però. Allora, praticamente mio figlio, diciamo, gioca a calcio. Volevo sapere un po' con la sua situazione nel futuro. Vediamo se riuscirà a esplodere. Sì. Allora, quanti anni c'ha? Che segno è? Allora,
è Scorpione, ha 17 anni. Perfetto. Andiamo a vedere. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Allora, andiamo un attimo solo, rispondiamo all'amico Gianlu Terrana. Maestro Cleo, sei un grande. Grazie Gianlu. Poi salutiamo ancora una volta Francesco Marti che dice: maestro, anche io ogni giorno metto i cuori anche su TikTok. Ah, Francesco, e mo me lo dici, mannaggia la capa tua. Salutiamo anche l'amica Letizia Millazzi che dice: buon pomeriggio maestro. Grazie amici da YouTube. Se volete passate su TikTok, il mio profilo è il maestro Cleo su TikTok, come lo stesso nome che porta su YouTube. E andate a mettere i cuoricini. Senti, allora tuo figlio, ti dico le carte cosa mi dicono. Mi esce la carta della fortuna, eccola qua. Poi vi esce la carta della felicità, eccola qua. Mi esce la carta della conoscenza ed eccola qua. Dici cosa sta a significare? Che ci sarà una persona che conoscerà o già conosciuto che gli darà proprio nel settore del calcio un grandissimo aiuto e avrà un bel cammino calcistico. Ok. Certamente non andrà a giocare nella Juve, però voglio dire avrà un bel cammino calcistico. Va bene. Okay? Va bene, grazie. Auguroni per tuo figlio. Grazie, le auguro buona giornata, arrivederla. Allora, la storia di Benevento, vi stavo a dire, io ho fatto una ricerca sulla città di Benevento, sulle streghe di Benevento, perché esiste la storia, le streghe di Benevento, dove queste streghe, che poi un'ultima delle streghe, diciamo, è morto da, diciamo, recente anni, che si chiamava Azucular. Poi vi spiego perché. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, prego. Salve, sono Luisa da Portici. Ciao Luisa, dimmi. Volevo sapere se il mio matrimonio finirà. E perché vuoi fare fatina, Luisa? Perché lui non è... No, non cammina come deve camminare. Sempre gli uomini. Mamma da che coscia sto. Allora, dammi quanti anni tieni, che segno sei? Luisa? Allora, io sono gemelli del 93. E lui? Lui Giuseppe, Acquario, del 94. Fermami quando vuoi. Da quanti anni siete sposati? Dal 2019. Fermami quando vuoi. Stop. Ok. Una gemellina che sa fa da un acquario. Questo non va bene. Noi? Non ho capito, mi scusi? Una gemella che sa fa a un acquario. Hai capito che intendo? Sì. Perché la gemellina è un carattere molto dominante. Sì. Allora, tu tante volte hai fatto presente a tuo marito che non sei una stupida. Esatto. E che se vuoi, perché tu sei una persona che rispetti la famiglia, però se ti ingrippa caca puoi diventare tutta un'altra persona. Esatto. E che hai detto spesse volte a tuo marito, tu forse, se sbaglio parole, mi fermi. Sì.
tu forse non hai detto spesse volte a tuo marito, tu forse non hai capito che si voglia te regne corna. Non lo faccio perché sono una persona che rispetto e ti rispetto. Però tu mi stai mancando di rispetto e ti pensi che io sono scemo. È vero? Sì, è vero. Il discorso è che tuo marito, tutto quello che fa, o si vede con una persona, o ama chattare, o così via, non fa niente sul serio. Cioè, Peace è un gioco, capisci? È un gioco. Le piace spunzo biscotto. Tutto qua. Perciò il matrimonio io non lo vedo che finisce. Però sta tutta a te. Da come ho capito, fa un faronella. Bravo. Napolitanamente o faronella, bravo. Però niente di concreto. No. Però al mio dubbio comunque è quello che pensavo, cioè a volte ho delle sensazioni. Lo vuoi un consiglio da uomo? Sì. Fatti bella fresca e tosta, fallo ingelosire, anche se non hai una parte. Fatta bene, preparati, truccati, profumati ed esci, vatti pieno caffè e torna a casa da te. Fallo ingelosire, perché certi uomini hanno bisogno e si mettono i pensieri in campo. Ok. Perché quello è il fatto che è troppo sicuro di me. Ah, chiaro? Sì. Fa come ho detto io e mi ringrazierai. Ok, poi ci sentiamo privatamente. A disposizione. Un bacione. Ciao bella. Sei sempre il primo in tutto. Ti ringrazio, gentilissima, troppo buona. È la verità. Grazie. Ciao. Ciao bella. Ringraziamo la città di Napoli. Io amo Napoli. Io diciamo che sto più a Napoli che a Caserta. Allora. In mia compagnia fino alle ore 16:45 primi, quindi manca un bel po'. Allora amici, tap, voglio vedere questo numerino a 10.000, vediamo quanti di voi si passano la mano per la coscienza e mi omaggiano con il cuoricino. Non dovete pagare niente. Fare così, se vi stancate fare così sul monitor, vuol dire che è la fine del mondo. Pronto? Pronto? Sì, salve. Salve, sì, sono Massimo. Ciao Massimo. Senti, oggi telefono per mia moglie per il lavoro. Lei mi ha detto che può darsi che verso fine anno ci potrebbe essere... Sì. Però dico, nel mentre la potranno richiamare in questo mese, in questi 2 mesi, per qualche altro periodo? Oppure... No, la possono chiamare, come no? Noi quando abbiamo... possono chiamare? Sì, noi quando abbiamo visto ieri, mi sembra, non lo so. Sì. No, ieri era l'altro giorno era per me. Abbiamo detto che forse a fine maggio, sì. Mi riferivo alla stabilità lavorativa, capito? Ecco. Quindi lì è una cosa, questa qui è un altro, quindi la potranno chiamare, come no? La potranno comunque continuare a chiamare anche questo... Sì. Anche qualche giorno, insomma. Sì, come no. Vabbè, Noi parlavamo di stabilità, è tutta un'altra cosa. Sì, poi ha detto che forse a fine anno... Sì. Ha detto così, perciò siamo speranzosi. Auguroni, figurati. Grazie. Ti abbraccio Massimo. Ciao.
Allora le linee ritornano libere 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare col maestro Cleo. Vi ripeto che in privato effettuo consulti completi. Pronto? Ciao, Ciao. sono quel ragazzo, ti ricordi di Ferrara? Ah, sì, come no? Come stai? Ma non così preciso. Eh? Come sei preciso, ho detto. Perché? Ti ricordi che mi hai detto troverai una ragazza prima di maggio? E beh, mo ci sono con Leo. già stai con lei? Oh! Sì. Allora so ancora indovinare io. No. Saluto. Ciao. Ciao bella, io sono l'origine del vostro amore. Allora. Però, Dai, mo facciamo. però fai bravo adesso, fai bravo adesso. Sì. Ascolta, facci un giro. Sì. Un giro, dai. Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? Pesci. Anni? 24. Lei quanti anni c'ha? 22. No, 21. 21. Che segno è? Bello, un po' pazzarella, Fermami quando vuoi, grazie. Ok. Fermo. Ok. Ho detto ferma? Sì, a posto. Ok. Allora, vediamo un po'. Allora, ti dico le cose come stanno. Tra di voi io non vedo assolutamente alcun ostacolo perché vedo una coppia perfetta di unione. Lei è molto sincera ed è una persona che ha bisogno di tante coccole e affetto. Però devi un pochettino essere tu un po' più partecipe nel dimostrare l'amore che senti all'interno, perché spesse volte ti chiudi. Quindi usi un po' più sincerità, più disponibilità, perché io qua vedo veramente una bella coppia. Ok? Quindi cercate di... la cosa oppure si sistema un po'... La cosa andrà... un po' di problemini, però... I problemi... Sono là, tutti, e lei di qua e di giù. Tutti i problemi si risolvono. Capito? No. Tutti i problemi si risolvono. Volere e potere. Ricordati, volere e potere. Io vedo un bel cammino, cercate di curarlo questo bel cammino perché state bene insieme. Ok? Va bene. Grazie. Allora. Ti abbraccio, auguroni. Su tutti. Ciao bella. Lo devo richiamare? Ha detto io, fai pure a lei su un'altra cosa. Dimmi, su che cosa vuoi vedere? Il futuro. Il futuro. Futuro su che cosa? In generale. No, consulti generali in diretta non ne facciamo, solo in privato, non, perché una domanda sì, ma in generale ci vuole mezz'ora per vedere un controllo completo. Sull'amore, vediamo. E sull'amore te l'ho detto adesso. L'ha detto a te, non a me. Ma è la stessa cosa, state insieme, scusami. Hai capito? È uguale. State insieme. Va bene, sul lavoro. Sul lavoro? Fermami quando vuoi, grazie. Basta. Ok.
Basta. Sì. Allora, lavorativamente io vedo una ripresa, una stabilità, meglio dire, una stabilità lavorativamente parlando a partire dal mese di metà settembre in poi. Quindi nel campo lavorativo ci sarà questa, diciamo, stabilità da settembre in poi, ma da adesso a settembre tutto rimarrà tale quale. Ok? Sì. Arrivederci. Grazie mille. Ciao, buone cose. Ciao, ciao. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, le linee ritornano libere 345 630 81 72. Pronto? Pronto, salve, il maestro Cleo? Sono io, prego. Salve, io sono Gemelli e ho 49 anni. Sì. E vorrei sapere qualcosa sull'amore. Sì, c'è un già. Sono sola. Ah, ecco, vuoi sapere se trovi la persona giusta, va bene. Sì. Allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Va bene. Stop. Ok. Ma allora, dopo tante batoste, finalmente arriverà quella giusta, la persona giusta. Io noto dalle carte che tutto questo non è lontano, è molto vicino, ed è una persona nuova, non è uno che già ha avuto a che fare con te, è una persona che non conosci, e succederà tutto così all'improvviso, sarà una gradita sorpresa, è una persona che indossa un tipo di divisa. Per caso non è una persona che conosco tra virgolette virtualmente? Non ho capito? Già ha deluso. Non è una persona? Che conosco magari virtualmente solamente. No, sto parlando di una persona che non conosci proprio. No, assolutamente. Quindi diciamo avverrà, È imminente, sì, avverrà questa conoscenza e poi da questa conoscenza andrà avanti sentimentalmente. Ma una conoscenza del tipo, diciamo, in qualche contesto di festa, di Sì, può succedere in qualche contesto di festa, in qualsiasi posto pubblico, mi riferisco posti pubblici, sì. Capito. Un po' a caso, diciamo. Esatto. Ah, ok. Ok? Va bene, grazie mille, la saluto. Grazie di cuore, grazie. Ah. Allora, l'amico Francesco Magro dice: maestro, quando fanno la domanda in generale fanno venire, sì, è chiaro, fanno venire il nervoso. Vabbè, ma in generale a questo lo sta riposando, Francesco. Sta riposando in generale. Pronto? Ciao, mi chiamo Alessio Predio, chiamo dalla Lombardia. Prego. Vorrei sapere su un ritorno con mia moglie. Da quando vi siete lasciati? 3 mesi. Allora, mi dici quanti anni tieni? Che segno sei? 36 anni e sono pesci. E lei? Lei 35 ed è acquario. Ok, fermami quando lo vuoi. Stop. Ok.
Allora, mi senti? Sì. Se ti fai vedere una persona che è disposta a cambiare... Maestro Cleo, sei pieno di cazzate, mi scopo tua mamma. Grazie, siamo parenti allora. Vi rendete conto? Oddio. Vi rendete conto? Io con che mondo ho a che fare? Carissimo amico mio, devi cambiare spacciatore perché questo qui non ti dà la roba buona, vedi, esci fuori con la testa. Non ti preoccupare. Mi chiederai scusa molto presto perché da questo momento in poi a te le cose non ti andranno mai più bene e ogni qualvolta che ti andrà male qualcosa ti ricorderai di me. Ok? Quindi molto presto mi chiamerai, mi chiederai scusa perché a te da oggi in poi non ti andrà mai più niente al verso giusto. Credimi perché quando dico una cosa so quel che dico. Pronto? Buongiorno, maestro Cleo. Sono io, prego. Salve, io mi chiamo Nathan, ho 39 anni, sono pugliese. Sì. E siccome avevo una conoscenza con 3 persone straniere, 3 fratelli, sì, sono spariti da 2 anni. Volevo sapere se erano arrabbiati con me o se hanno avuto qualche problema e se li rivedrò. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Io sono Acquario e ho 39 anni. Grazie, maestro. Prego. Allora, pensi intensamente a queste 3 persone con la tua mente e fermami quando vuoi. Ok. E andiamo a verificare. No, diciamo che con te non ce l'hanno, assolutamente, non vedo che sono contro di te. Le è capitato qualcosa per restare lontani, diciamo. È successo un qualcosa improvviso che si sono dovuti allontanare, capito? Sì, questo hai ragione, sei bravissimo, ma ci sarà la possibilità di rivederli? No, al momento io, un giorno può anche succedere, però al momento non vedo questo incontro, questo perché li vedo proprio lontani, capito? Quindi non è una questione mia personale. Sì, t'ho capito. Difficilmente che li rivedrai, per il momento difficilmente. Neanche tra 1 anno, 2 anni. Questo non te lo so dire, però le carte non mi danno alcun incontro adesso, perché li vedo proprio lontani. No, non sai neanche se sono in Italia, questo non lo sai. No, in Italia no. Questo lo posso dire garantiti, in Italia non ci sono. Quindi mi posso mettere l'anima in pace che non li rivedrò per adesso. No. Va bene, maestro, sei stato veramente molto molto gentile, ti ringrazio davvero. Ma figurati, grazie di cuore e non ringraziatemi tanto perché fate ingelosire agli altri cartomanti. Hai visto quello hai sentito quello di prima? Quello lì era un cartomante. Ah, era un cartomante? Sì. Io non so come fai a saperlo tu che era un cartomante. Io so sempre tutto. Sei un grande, veramente, ti ringrazio. Ciao, stammi bene, ciao. Anche te, ciao. Ciao.
Ai 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 ai. Amici miei, purtroppo dico sempre, esiste bene, esiste male. Possiamo farci niente. Pronto? Mi chiamo Alessio e chiamo da Catania. Dimmi Alessio. Allora, vorrei sapere se la mia fidanzata sta con un altro tipo. Allora, che fai? Mi mandi a fanculo subito, adesso o dopo? Che vogliamo fare? Che vuoi fare? Fai il tuo lavoro. Stammi bene, ciao. Ah, povero voi, non avete capito un cavolo. Non avete capito un cavolo. Non avete capito un cavolo. Pronto? Allora, vediamo, amici miei, vedete, io non vi lascio spazio, non vi lascerò allora, voi cartari, non vi lascerò spazio, non vi lascerò spazio. Non ti rispondo, amico mio. Allora, mo ti blocco e facciamo prima. Ma voi vedete che devo passare io? Ma che boh. Vediamo. Allora, io nel frattempo mi segno il numero e lo vado a presentare alle forze dell'ordine. Solo così possiamo fare. Ok? Quindi sì, pronto? Sì, Feli, dimmi. Vai al negozio, ci sta mio figlio, gli ho rimasto l'imbasciato, vai lì, consegna e ti paga. A Boccio, sai dove si trova? Ah, vicino a Boccio proprio, c'è sta un negozio che si chiama Enoteca La Cantina. Ah, questo primo giornalai. Bravo. Va bene? Va benissimo. Ho capito. Allora, eccoci qua. Linee libere. Purtroppo, amici miei, come vedete, non possiamo comunicare perché ci sta questa persona che adesso io prenderò seri provvedimenti perché è un cartomante che vuole dare fastidio. Quindi io vi dico che da adesso in poi allora sfogati, dai, sfogati, ti faccio sfogare, parla, dai, ascoltate tutti, vai, vuoi parlare? Pronto? Pronto, allora vorrei sapere... Vi rendete conto, carissimi amici di TikTok? Vi rendete conto? Mamma è puttana. Vai, parli, tanto io ti ascolto, vai, tranquilla, vai.
Vedrai, parla. Ti senti meglio? Ecco, ma c'è passato lo sfizio. Ai. Di che cosa, Francesco? Non me ne frega un tubo. C'ho il numero memorizzato. Dopo andrò a denunciare questa persona. Non ci sono problemi. Pronto? Sì, prego. Buongiorno. Prego, buongiorno. Ciao, sono Deborah. Deborah, cosa posso fare per te? Io volevo sapere se arrivava una persona per me. Allora, se troverai la persona giusta, ok? Sì. Ultima telefonata. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, sono cancro e ne ho 30. Fermami quando vuoi, grazie. Ok. Stop. Allora, felicità. Vedo un riallaccio, sempre chiaro, sempre se ti fa comodo te, però si rifarà vivo una persona del tuo passato. Quindi presto riceverai notizie da parte di questa persona e poi sta a te valutare se accettare oppure no. Ok, quindi di nuovo non c'è nulla in questo momento. Esatto. Ok, Va bene? Grazie mille per il suo tempo. Arrivederci. Salve. Ed era l'ultima telefonata, ok? Allora, ringrazio tutti quanti voi della vostra bontà. Chiedo scusa io per la persona che ha creato fastidi in questa live. Non so il motivo, quale sia, ma comunque adesso andrò a denunciare questa persona e quindi non ho problemi, si figuri. Allora, amici miei, io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima live, che è domani, alla stessa ora, alle 15:30. Ok? Salutiamo prima il pubblico di YouTube. Ciao Francesco, ciao Letizia, ciao Renata. Insomma, saluto un po' tutti voi di YouTube, va bene? Un bacio forte, a sentirci domani.